Ampia è stata la partecipazione di pubblico al Premio Nazionale Solidaritas 2023 che si è svolto a Racalmuto sabato 2 settembre, organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori, dedicato a Monsignor Cataldonaro e a personalità che si sono distinte nel mondo della solidarietà, della cultura, dell'arte e della scienza. Presenti a questa edizione il Presidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, Antonio Di Matteo, il Presidente dell'Ars Gaetano Calvaglio, l'Onorevole Serafina Marchetta, l'Onorevole Decio Terrana, ideatore del premio. La giuria ha scelto di premiare Gaetano Aronica, attore, Francesco Caruso, direttore del Centro Humanitas, Letizia Cino, medico del pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, Giuseppe Di Forti, presidente della Banca Sicana, Francesca Di Gaudio, docente universitaria della Facoltà di Palermo, Maximis Kosisky, governatore della regione di Leopoli, dello Stato ucraino, Giuseppe Nota Stefano, presidente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, Don Giuseppe Pontillo, parroco della cattedrale di Agrigento, Salvatore Filippo Vitello, magistrato, Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Confederazione Episcopale Italiana. Una menzione speciale è stata assegnata a Ismaele Lavardera, vicepresidente della Commissione regionale antimafia, un riconoscimento a Calogero Rizzo. La cerimonia è stata presentata da Sandra Licata e Nicoletta Capodici ed è stata allietata dagli interventi musicali di Salvatore Salvaggio, basso baritono, e Maki Nomoto, soprano. Oggi noi del mondo cattolico non potevamo che intestarlo Monsignor Naro per quello che ha rappresentato in Sicilia e anche a livello nazionale e internazionale questo premio, perché noi cattolici vogliamo e predichiamo il messaggio evangelico che è quello della solidarietà, dell'amore e della pace, soprattutto in un momento dove c'è una guerra che coinvolge l'Europa, una guerra che coinvolge tutto il mondo, l'Ucraina e la Russia. Noi diciamo che l'Europa dovrebbe fare di più perché questa guerra non può essere all'infinito, una guerra che ha visto 500.000 di morti e forse di più e quindi non possiamo assistere passivamente a questo sfracelo che c'è in Europa, che c'è soprattutto nella terra di Ucraina. Quindi tutti quanti lanciamo un grido di dolore, ma un grido che sia di pace e di amore. Lo scorso 8 dicembre abbiamo festeggiato i primi 50 anni della nostra esperienza associativa, 50 anni di impegno sociale, di impegno in fedeltà alla Chiesa, alla democrazia e naturalmente al mondo del lavoro. E poi c'è questa magnifica, splendida realtà di Agrigento, in questo caso a Racalmuto. Ci ritroviamo ancora una volta per questo premio Solidaritas. Ci sono quelli che mi hanno coinvolto già nella prima edizione e quindi con grande fiducia, ma soprattutto con grande passione, continuiamo ad insistere su questa strada. La solidarietà e la sussidiarietà sono due elementi che caratterizzano la vita del nostro movimento e quindi questo evento importante in un luogo significativo con la collaborazione dell'amministrazione comunale e della Fondazione Leonardo Sciascia per noi è anche motivo di orgoglio, di soddisfazione ma anche di impegno a continuare. Presidente, qui a Racalmuto per la consegna del premio Solidaritas, un momento importante in un momento difficile dell'Europa e del mondo intero. Sì, la mia presenza qui vuole testimoniare la vicinanza a questo mondo, all'amico Decio Terrana insieme alla moglie che mi trovo piacevolmente in aula, nel voler essere presente in tutto il territorio in un momento importante come questo. Se non ricordo male questa è la 12ª edizione di questo premio che vede l'amico Decio Terrana come presidente. Volevo portare la testimonianza e far capire che l'Assemblea regionale siciliana è assolutamente vicina a qualsiasi provincia, a qualsiasi paese del nostro territorio. Quindi non una visione circoscritta come potrebbe essere quella della mia provincia, ma assolutamente larga. Racalmuto è la terra di Sciascia, si pregia appunto di ospitare questa iniziativa ormai da parecchi anni. Sì, e tra l'altro se non ricordo male questa dovrebbe essere il primo premio dopo quella fase pandemica. Rivolgeremo un pensiero anche a Sciascia, il quale oggi onoriamo, lo onoreremo sicuramente nei nostri discorsi. Vorremmo portare realmente la testimonianza e la vicinanza e credo che oggi sia assolutamente un giorno importante. Racalmuto da parte della Presidenza dell'Assemblea regionale avrà sempre le porte aperte. Il mio vecchio mestiere, poi sono stato legato affettivamente con molta gioia perché è legato a un servizio che ho fatto
in Ucraina, quindi diciamo riceverlo qui, ritornare in Sicilia per me è un grande piacere. Ringrazio chi lo ha pensato, la fondazione e l'onorevole Terrana per l'invito, insomma, e sono contento di essere qui. Beh, io sono ben lieto di essere qui, essere fra i partecipanti, anche perché il mio campo, io sono chirurgo oncologo, quindi la lotta diuturna che c'è nei confronti della classe medica con il tumore, e in questo caso stiamo parlando di un tumore che fra quelli più brutti, quelli che colpiscono l'altra metà del cielo, ovvero le nostre donne, affette appunto da tumore della mammella. Quindi la scienza, in questo caso scienza medica, che si coniuga con la solidarietà è il massimo, e quindi noi cerchiamo di poter portare avanti la nostra opera e essere riconosciuta in un momento, in una sede come questa, per noi è una fonte di grosso orgoglio. Un premio importante insieme ai tanti che in questa stagione ha ricevuto, segno di una professionalità crescente e il tuo impegno nel mondo del lavoro. Sì, anche dell'amore che ha la gente per me e che è assolutamente ricambiato. Devo dire che sono felice di ricevere un premio per la solidarietà in un momento così delicato e importante, e soprattutto di vedere la Fondazione Sciascia, alla quale sono legatissimo, piena di persone entusiaste e partecipi, che è la cosa più bella, un paese, una città che partecipa con entusiasmo alle manifestazioni indette dalla Fondazione stessa, in questo caso credo in partnership continua. Parliamo di questo premio Solidaritas, un premio importante anche per l'azione che svolge la Chiesa. Sì, in maniera particolare mettere insieme evangelizzazione, cultura e sviluppo del territorio attraverso il patrimonio ecclesiastico è quello che la diocesi può mettere a disposizione. Non è un premio alla persona, è un premio a tutti quelli che nell'ambito della diocesi, del museo diocesano, dell'ufficio beni culturali si sono prodigati per far sì che oggi il media sia un'attività produttiva e la riqualificazione di tutto il patrimonio ecclesiastico produce anche reddito sul territorio. È un asset che bisogna portare avanti per noi come Chiesa: Vangelo, cultura, promozione dell'uomo. Ecco perché abbiamo accettato la motivazione e abbiamo aderito anche un premio al Cardinale Zuppi oggi, importante, per l'azione che ha fatto a Kiev come ambasciatore della Chiesa. Il Cardinale Zuppi sia per l'azione che ha fatto a Kiev, ma già la sua provenienza da Pax Christi e la sua azione all'interno della Chiesa italiana, anche come Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, credo che sia l'elemento che permette di dire che c'è una Chiesa, anche il Presidente dell'Azione Cattolica, che c'è una Chiesa che oggi dice un Vangelo concreto. Ringraziandovi, voglio dedicare questo premio a tutti gli abitanti della regione di Leopoli che si sono mobilitati in questi già più di 500 giorni di guerra per garantire alle persone che arrivano, che si trasferiscono in questa regione, che per loro diventa una casa.